Che non può mancare, io basilica, mamma mia, e che sapore, specialmente quando stracciati che mano. Ragazzi, buongiorno, oggi fa capre e ora può trovare una bella fresellina con seppie, olive nere, olive bianche, freselle, tonno e alice salate. Amici miei, pure pumarola, mettiamo un pizzico di sale nell'acqua, mettiamo le seppie a bollire. Ok, sono pronte, ora li coliamo e facciamo raffreddare, facciamo acqua e ghiaccio e mettiamo e poi ci aggiungiamo olio e aglio. Mettiamo il fresello e spugniamo sotto all'acqua. Le bacite sta assai, io li faccio così, li colo e automaticamente che la fresella si spugna dall'acqua se è come un brutto. Aggiustiamo olio, un pizzico di aglio e un po' di sale. E girate così. Anche i pomodorini, olio, sempre un pizzico di sale, li giriamo tanto bene. E come primo passaggio io ci metto sempre il tonno sotto, perché il tonno con l'olio, vedete? Uno, passaggio, pomodorini sempre acconciati a ballire, vedete? Le seppiette, guardate qua, sempre abbondante, a me mi piace. Ok. Oddio, sapete che a me l'oliva nera mi piace questa era bianca? Sono gusti. Finale, boom, alice salata. Non può mancare, io basilica, mamma mia, e che sapore, specialmente quando stracciati che mano. Ecco qua, la scena a cascato. E un pizzico d'olio, non da mancare. Dici la verità. Poi di annanzi un re, no? Guardate qua, era un babà. Mangia assaggiare, dici voi, era già cominciato, guardate che spettacolo. E ha cominciato qua, guardate qua. Come già qua ci mettono una alice salata a coppa, ci mettono una pomarolella e ci mettono una siccitella. Guardate qua che faccio, e faccio un bocconcino. Dolce, salato, pomarola. E che vuol dire che fa? Guardate qua. Raga, un bacio a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Una cosa più fresca che questa, fa capo, l'ha fatto quando, un bacio a cacciare.